Di fronte a questa crisi il Veneto non mollerà, ne è convinto Ferruccio De Bortoli. Il direttore del Corriere della Sera ha guidato la tavola rotonda Italie uscire dalla crisi, il modello Veneto, con industriali e politici al Pedrocchi di Padova. Con l'occasione il giornale di Via Solferino ha presentato il suo ricco supplemento di 50 pagine chiamato appunto Italie, dedicato all'economia della nostra regione, in edicola giovedì 15 marzo. Un'economia forte quella veneta, nella quale però gli imprenditori muoiono suicidi. Non è soltanto un problema di credito che viene a mancare, ma di fiducia e di rapporti decennali che si interrompono. E questo è un fatto sociale. C'è un problema di regolarità dei pagamenti e anche questo è un fatto di etica pubblica. Viene meno così il patto fiduciario cliente-fornitore che regge naturalmente l'economia, ha sottolineato De Bortoli. L'etica del lavoro tiene insieme il paese, ha ricordato il direttore del Corsera, mentre Massimo Pavin ha spiegato come e perché l'imprenditoria euganea non si arrende. Chi invece ha patrimonializzato le aziende è virtuoso. Quarto elemento distintivo, la centralità della risorsa umana, e non è solo un concetto di dottrina sociale della Chiesa, ma proprio un concetto anche di management. Chi ha centrato sull'uomo, sull'individuo, sulla sua crescita, sulla formazione, sul saper lavorare insieme, sul saper collaborare, sul sentirsi parte di una squadra. Sono queste le aziende che possono tenere la testa alta, ha concluso Pavin. Alla tavola rotonda è intervenuto anche il presidente della regione Zaia, che ha di nuovo criticato la decisione del governo sulla tesoreria unica.